Bentornati con gli ultimissimi aggiornamenti, vi invitiamo a iscrivervi al canale per non perdere i prossimi contenuti. La stabilità in questi giorni perdura su tutta Italia, abbiamo avuto nebbie sulla Val Padana anche diffuse, mentre maggiori spazi soleggiati sui monti attorno ai 1500 metri. Il clima è risultato molto mite, ma le nebbie sono dovute alle infiltrazioni umide da sud-ovest e alla presenza di un debole campo anticiclonico che ha portato valori molto sopra la media ovunque, soprattutto sulle regioni del nord Italia, mentre al sud Italia abbiamo registrato temperature un po' più accettabili, ma comunque sempre superiori alla media con stabilità atmosferica. Nel corso dei prossimi giorni il tempo sarà sempre nebbioso, grigio a causa di correnti umide da sud-ovest per la discesa di un vortice di bassa pressione sull'Europa occidentale. Nel corso dei prossimi giorni, come notiamo, qualche piovigine e piovasco sparso interesserà il nord Italia, mentre a partire dal weekend assisteremo alla formazione di un vortice di bassa pressione sul Mar Ligure che potrebbe interessare maggiormente la nostra penisola e portare qualche precipitazione anche intensa, con ipotesi di nevicate a bassa quota per domenica sera al lunedì, ma davvero molto bassa questa ipotesi per la discesa di correnti d'aria molto fredda di origine artica da nord Europa e la formazione di un vortice di bassa pressione sulla Spagna e sul nord Africa. Questo vortice salirebbe poi verso il nord Italia e il centro, colpendo maggiormente le regioni tirreniche nel nord Italia, portando temperature sotto la media, freddo artico, valori che torneranno tipicamente invernali, e la mitezza che invece interesserebbe il sud Italia, in particolare il versante ionico, e un anticiclone anomalo sulla Scandinavia diretto verso il polo nord. Questo dovuto allo strato warming, al riscaldamento del vortice polare che insisterà nel corso del fine mese e inizio di marzo. Questo provocherà uno split del vortice polare, facendo sì che correnti molto fredde di origine polare andranno a interessare maggiormente l'Europa e anche l'Italia, ma questa è solo un'ipotesi per inizio marzo che potrebbe portarci grandi precipitazioni e il possibile ritorno di nevicate a quote basse. Ma per maggiori dettagli rimanete aggiornati iscrivendovi al canale.